Io sono un medico di medicina generale, vivo e lavoro a Belluno, sono in rappresentanza della SIMS regionale, la Società Italiana di Medicina Generale, e sono stato invitato a questo incontro sull'OINC per parlare, per dare il mio contributo su quella che è la cartella clinica informatizzata e la codifica unica nelle cure primarie. Vi racconto che l'evoluzione della medicina, che è stata attraverso varie denominazioni la nostra figura, ahimè io ho cominciato a lavorare facendo una domanda di medico condotto, quindi sono molto indietro nella scala gerarchica. Siamo arrivati alla medicina generale, medico di medicina generale, e abbiamo un prossimo futuro come medico di cure primarie. A fronte di un cambiamento di nome ci siamo trovati anche a cambiare modalità di lavoro. Siamo partiti da degli ambulatori scadenti, a volte obsoleti, comunali, per poi cominciare ad attrezzarci dei nostri studi privati e poi cominciare a lavorare, noi medici medicina generale, in associazioni, in gruppi, con formule di medicina di rete, che direi sono le cose che ancora adesso sono le formule più diffuse. Ci sono state negli ultimi 2 o 3 anni delle esperienze di UTAP, che sono delle unità territoriali di assistenza primaria, in pratica delle strutture più complesse che coinvolgevano più medici di medicina generale in una stessa struttura, con la presenza di infermieri, presenza di segretari, eccetera. Non credo che possa avere un enorme sviluppo, in quanto sono formule piuttosto costose. Quello che però a noi interessa più di tutto è vedere quella che è l'evoluzione nella nostra attività reale, e nel nostro futuro noi intravediamo un importante passaggio da una medicina on demand a una medicina di iniziativa. Non più curare le persone che si presentano nel nostro ambulatorio, ma andare noi alla ricerca di quelli che hanno realmente bisogno, conoscendo le fasce di rischio e quindi cercando di fare una strategia individuale sul rischio elevato, ma anche andando ad analizzare la popolazione sana e cercando di individuare i rischi a cui queste persone possono essere esposti. Per fare questo bisogna conoscere i fattori di rischio, bisogna saperli controllare, bisogna saperli correggerli, bisogna misurare. Se noi non misuriamo non possiamo fare nulla di questo, e non possiamo neanche affrontare un'altra importante sfida che abbiamo davanti, che è l'assistenza ai malati cronici. Dovete pensare che un medico massimalista, un medico che abbia 1500 pazienti, attualmente si trova con più di 600 malati cronici, o ipertesi, o cardiopatici, diabetici, oncologici. Adesso stiamo affrontando il paziente fragile, cioè pazienti che magari non hanno una grande patologia cronica importante da seguire, ma che comunque presenta delle caratteristiche di fragilità, per una vedovanza, per un'abitazione scomoda, per la mancanza di riscaldamento, per la mancanza di elementi che ne diano una solidità nel contesto sociale. Questi pazienti cronici sono pazienti che hanno periodicamente bisogno di esami. Su questi esami poi noi dobbiamo prendere anche delle decisioni sulla loro salute, quindi non mi basta che vengano a farsi gli esami e poi se li leggano loro, dobbiamo vederli noi, dobbiamo avere un ritorno, dobbiamo sapere che cosa succede alle persone. Io vi assicuro che ogni tanto vedo degli esami che sono stati fatti 2 anni prima e mi dicono: ah dottore, li ho guardati, andava tutto bene, come se la mia competenza fosse zero e come se tutti fossero in grado di decifrare un cambiamento magari poco significativo, perché per il cittadino c'è il colesterolo, c'è il PSA e c'è
che ne so, i globuli rossi, ecco, tutto il resto va bene, tutto è andato bene. Questi esami molto spesso noi li dobbiamo confrontare, li confrontiamo se li abbiamo presenti e ben scritti in una cartella clinica. Una cartella clinica deve essere compilata, tenuta bene, deve essere aggiornata bene, e la cartella clinica c'era anche ai tempi in cui ho iniziato a lavorare, quando l'informatica non esisteva ancora. Sicuramente erano cartelle cliniche che potevano essere anche fatte bene, come questa è una cartella degli anni 90 più o meno, cartella che era tenuta ben aggiornata, con tutti gli esami riportati, con l'evidenziazione per vedere se c'erano delle patologie collegate. Sicuramente a fronte di un'accuratezza e una precisione mancava la possibilità di estrarre questi dati, tirar fuori, confrontarli in tempo soprattutto rapido, perché noi abbiamo un accesso che risente del tempo stretto, dobbiamo sempre agire in un numero di minuti molto contenuto. Poi c'erano anche cartelle, questa è un'altra cartella clinica che è stata chiusa nel 2000 e direi che poteva essere forse compresa solo da chi l'aveva scritta, se si può chiamare cartella clinica una cosa di questo genere. L'informatica per noi è stato una grossa opportunità. La cartella informatizzata è uno strumento straordinario che ci ha aumentato la qualità del lavoro, ci permette di raggiungere l'obiettivo di trasformare i dati che noi abbiamo. Noi come medici di medicina generale abbiamo l'opportunità di vedere, di essere testimoni a una quantità innumerevole di dati. Li vediamo nel tempo i nostri pazienti che crescono, che invecchiano, nelle loro patologie, nel loro contesto familiare, nelle loro familiarità, nei loro figli. Abbiamo una quantità incredibile di dati. Questi dati possono diventare informazioni solamente se noi li fissiamo, se noi li registriamo. Il dato diventa informazione quando è misurabile, e per misurare devo raccoglierlo accuratamente, devo registrare con precisione tutto questo che vedo. Un dato che non venga registrato non esiste, quindi se io non inserisco il dato è come se non l'avessi. Io posso aver sentito una quantità industriale di informazioni di un mio paziente, ma se non le ho fermate, bloccate, è come se non ci fossero, è come se non esistessero. Però avere una cartella informatizzata, aver inserito dei dati in maniera accurata e precisa non significa ancora avere delle buone informazioni. Per avere delle informazioni i dati devono essere confrontabili con gli altri dati che ho nella cartella, con gli altri dati che hanno i miei colleghi nelle loro cartelle, e devo anche poter estrarre questi dati con facilità, non certamente impiegando delle giornate per vedere la serie delle glicemie del mio paziente diabetico. In una parola, devono essere dei dati codificati. Vedete che l'importanza della codifica anche nella medicina generale è sicuramente un elemento cardine basilare. Un dato codificato ci permette di identificare degli indicatori, e se abbiamo degli indicatori possiamo valutare i nostri processi. Abbiamo degli indicatori di processo, possiamo valutare anche i nostri esiti, i nostri risultati, indicatori di esito. Qui sotto ho riportato un esempio di un indicatore di processo, vedere quanti pazienti con diabete hanno 2 emoglobine glicate all'anno. Se volessi fare
trasformarlo in indicatore invece di esito, direi quanti dei miei pazienti con diabete hanno la emoglobina glicata al di sotto, al pari o di sotto del 7. Quindi la possibilità di pesare, di valutare la nostra attività. Vi faccio vedere 2 o 3 slide di come appare la cartella clinica che attualmente uso io e che è quella maggiormente usata nel mio contesto, che è quella di Millewin, ma sostanzialmente ogni cartella informatizzata risponde ormai a questi tipi di criteri. Vedete, ogni informazione, ogni dato trova una sua collocazione ben precisa e lì bisogna metterlo e lì bisogna segnarlo in maniera da poterlo poi estrarre, e quindi il BMI va messo nella zona dove c'è l'altezza, il peso, e si deve registrare il dato fumo nella casellina del fumo e non nel diario, il dato dell'alcol nella casellina dell'alcol e non nel diario, e ancora la familiarità ha un suo schema per imputare il dato. Non abbiamo più le anamnesi di un tempo nato a termine da parto tossico, allattamento materno, comuni esantemi dell'infanzia. Si va a vedere quelli che sono i reali problemi di patologie familiari nell'ambito tumorale, nell'ambito extratumorale, e vengono ben codificate. Ancora la pressione ha la sua allocazione. In alto a sinistra vedete l'elenco dei problemi di questo paziente, problemi che saranno anche questi tutti codificati, e in alto a destra le patologie i farmaci utilizzati in cronico, farmaci continuativi con i quadrettini verdi. Vi dicevo, i problemi del paziente che non vengono scritti così, ma vengono ricercati dalla tabella Istat della codifica dei problemi. Quindi a ogni definizione di problema ci sarà la sua classificazione ICD-9 per poterlo rintracciare, estrarre, collegare ad altri dati. E veniamo a qualche osservazione sull'imputazione dei dati di laboratorio. Sicuramente nelle cartelle dei miei colleghi non manca la richiesta del colesterolo, dei trigliceridi, dell'emocromo, perché è un modo per fare la ricetta, e siccome noi siamo anche misurati su quanto scriviamo su ricetta a mano o quanto a computer, questo diventa un elemento importante. Però se io nella mia cartella non riporto il dato dell'esame, io praticamente sono senza quel dato. Vedete il riquadro rosso, richiesti gli esami, non sono arrivati le risposte. Ma anche mettere una risposta ambigua, quale può essere la connotazione di esame normale, noi abbiamo la possibilità di marcare col pallino verde l'esame normale, è una non risposta, perché io molto spesso una valutazione la faccio sul passaggio di anche piccoli cambiamenti che magari rimangono sempre nell'ambito della normalità, e quindi diventa importante mettere il dato numerico correttamente. Questi dati che diventano informazioni un domani potranno diventare non solo un patrimonio prezioso del medico di medicina generale, ma diventeranno un patrimonio della collettività, se saranno strutturati in un patient summary, in una cartella digitale, e messi a disposizione di tutte le figure professionali interessate, quindi i medici della guardia medica, i medici del pronto soccorso, i medici dei reparti ospedalieri. E indubbiamente questo passaggio, questo mettere a disposizione dei dati anche altre realtà del Servizio Sanitario Nazionale, porteranno dei benefici ai cittadini, i quali saranno meno esposti ad errori, saranno meno soggetti a ripetizioni di esami o accertamenti già fatti o inutili,
ma soprattutto saranno più conosciuti dal sistema, dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi quando una persona arriva e se per caso è allergico ad un antibiotico, il medico del pronto soccorso lo potrà vedere in tempo reale, senza dover fare delle ricerche anamnestiche tra parenti che magari non si parlano neanche a casa. Questi dati che diventeranno un patrimonio della collettività, di fatto sono già patrimonio della collettività, perché esiste in ambito della SIMG una componente, una parte che fa della ricerca con questi dati. Si chiama Health Search, è un gruppo di ricercatori della SIMG che è nato nel 98 con lo scopo di sviluppare la ricerca epidemiologica in medicina generale, raccogliere e analizzare informazioni, migliorare la qualità delle cure. Questi dati di Health Search, i ricercatori del Search in Italia sono distribuiti in maniera uniforme su tutto il territorio e controllano un bacino di utenza di 1 milione di abitanti. Su questi dati vengono date ogni anno delle informazioni e anche l'Osservatorio sui farmaci lo utilizza questi dati per il report annuale. Sempre in ambito della SIMG è stato attivato un progetto di farmacovigilanza che si chiama PharmaSearch, che mette in rete immediatamente tutte quelle che sono le conoscenze di reazioni avverse. Tutto bello, tutto interessante, tutto lucido, però ci sono delle forti criticità. Questo passaggio dalla cartella cartacea a quella informatizzata ha creato delle grosse difficoltà nel mondo medico. Spesso medici di età grande, di età che non ha conosciuto nel periodo della giovinezza il computer perché non c'era, e quindi poco avvezzi allo strumento informatico. Io vedo i miei figli imparano a usare qualsiasi strumento tecnologico in un nanosecondo. Io ci impiego molto, ma molto di più. Il risultato di questo è che rimane ancora oggi una grossa necessità di formazione per far conoscere ai colleghi le modalità di utilizzo di questi strumenti, ma soprattutto per convincerli della bontà di questo strumento. Qui nel Veneto abbiamo anche organizzato una scuola veneta di medicina generale che si occupa di formazione a 360 gradi, ma si occupa anche specificatamente di quello che è la formazione di informatica per i medici. E in questi anni si fanno continuamente dei corsi avanzati e corsi base per addestrare all'utilizzo della cartella informatizzata con dei numeri di tutto rilievo. Questa scuola veneta è anche stata riconosciuta nel 2007 come Centro Nazionale di Eccellenza per la formazione dei formatori, quindi ha avuto un riconoscimento nazionale di assoluto risalto. Cosa succede quando noi dobbiamo agire e confrontarci con questa cartella? Succede che, siccome noi siamo in continua lotta con il tempo, dobbiamo fare delle scelte. O dedichiamo una buona quantità di tempo per una imputazione dei dati che sia fatta bene, che sia precisa, che sia continua, e questo richiede un grosso quantitativo di tempo, oppure, come fanno molti colleghi, si fa un'imputazione che è saltuaria, che è fatta solo con l'inserimento dei dati sbagliati, dei dati alterati, e quindi perdendo una grande quantità di dati delle persone sane. Noi abbiamo anche questa prospettiva di seguire le persone sane per poter fare un'adeguata prevenzione. Vi dicevo, per imputare bene i dati ci vuole una notevole quantità di tempo. Io mi considero uno abbastanza veloce e imputo tutto, e
non credo di rimanere sotto il 25% del mio tempo per fare questa attività, ed è un'attività che potrebbe essere tranquillamente fatta per via informatica se solo ci fossero le reti, ci fossero le codifiche, ci fossero le possibilità di far dialogare il mio sistema cartella clinica col sistema ULS piattaforma, col sistema ospedale laboratorio. Non credo, è andato via, non vedo più il dottor Allegri, ma non credo che il sistema anche regione possa permettersi oggi di pagare delle ore medico per fare un data entry di dati, un'imputazione di dati. Se si lavorasse su questo ci si renderebbe conto che il medico potrebbe tranquillamente dedicarsi con maggiore tempo e interesse al colloquio e alla visita dei pazienti. E questo è possibile. Io con la Scuola Veneta di Medicina Generale mi sono trovato a girare un po' in alcune regioni a fare dei corsi di formazione della cartella informatizzata. Sono stato in Val d'Aosta, in Lombardia, in Emilia Romagna, sono stato in Piemonte, nella zona di Alessandria, e questi tipi di collegamenti, queste reti già ci sono, già funzionano. In Valle d'Aosta sono stato nel 2007, e nel 2007, quando io ho cominciato a spiegare come si inserivano i dati relativi ai referti degli esami e degli accertamenti, mi hanno detto: dottore, questo non serve perché da noi entrano tutto in automatico. Io sono rimasto basito. La prima cosa che ho fatto è stato andare dall'ingegner Denardi, che è la nostra responsabile del CED. Ho detto: ma noi siamo qui a fare che cosa? Vi ricordo che io il 26 ottobre del 2002, una data in cui voi probabilmente eravate fuori da questo contesto, sono andato in videoconferenza con lo SMAU di Milano, assieme all'ospedale di Belluno, io dal mio ambulatorio, per presentare il progetto Escape, la trasmissione dei dati laboratorio. A poco meno di 10 anni di distanza siamo ancora qui a parlarne. Io non ho ancora perso speranze ed entusiasmo. Il giorno che riusciremo a concretizzare le cose probabilmente sarà il momento della pensione, e quindi perderò tutto quello che è stato il mio pensiero. Vi dicevo, il progetto Sole dell'Emilia Romagna è un progetto molto strutturato, molto spinto dalla Regione. È chiaro che la Regione tiene i cordoni stretti su altre spese, ma qui ha fornito formazione ai medici, ha fornito strumenti, computer, stampanti, ha fornito linea DSL, e stanno lavorando sui flussi. Se hanno investito così tanto, è verosimile che alla fine i conti dovranno anche tornargli. E tanto hanno investito anche, forse sono partiti anche un pochino prima, i lombardi col progetto SIS. E anche lì hanno trovato delle grosse difficoltà, hanno trovato degli grossi ostacoli, soprattutto con i medici più anziani soprattutto, però continua ad andare avanti. Mi diceva l'altro ieri una responsabile della Millennium, a cui avevo chiesto se loro, qualora fosse venuta avanti la codifica LOINC, sarebbero stati in grado di essere pronti e far funzionare le cartelle. Mi ha detto che stanno già facendo una sperimentazione sulla codifica LOINC con la Lombardia, quindi si sta muovendo anche questo tipo di attività da parte delle software house. L'avere i dati, i referti che ci entrano in automatico nelle cartelle, cosa ci dà? Ci libera tempo, ci libera tempo da dedicare al colloquio, da dedicare alla visita, da dedicare al paziente, da guardarlo in faccia. Una delle accuse che fanno a me, cronicamente, è che guardo più il computer che non la faccia del paziente. In realtà tutto quello che mi porta di ritorno il computer è la salvezza del paziente molto spesso.
Credo che un passaggio di questo genere, arrivare ad avere i dati, i referti all'interno della cartella clinica del medico, probabilmente avvicinerebbe molto di più i medici all'utilizzo della cartella informatizzata, che è visto ancora con scetticismo, diventerebbe una banca dati e sarebbe sempre pronta ad essere consultata, quindi sicuramente un grosso vantaggio. Vi dicevo, io non credo che il sistema attuale, la regione nella nostra fattispecie, possa più pagare ore di lavoro per inserire i dati, perché se del mio lavoro un quarto è pagato per digitare dei dati che potrebbero entrare automaticamente perché nascono digitali, ormai sono già digitali, e questa è un'osservazione importante, ma è anche altrettanto importante sottolineare che oggi è un diritto del paziente che tutte le decisioni sulla sua salute vengano adottate da professionisti che dispongano di tutte le informazioni esistenti, quindi non solo quelle che ha in tasca in quel momento e che non ha perso, o quelle che ha il medico nella sua cartella, ma tutto quello che è stato fatto in pronto soccorso, in ospedale, ambulatoriamente. Noi stiamo ancora spingendo sull'informatica, stiamo spingendo sulla tecnologia, però stiamo già pensando come società scientifica di ritornare, di passare dall'high tech all'high touch, il ritorno al contatto col paziente, il contatto empatico, l'ascolto, la disponibilità umana, e questo è una sfida importante. Direi che anche questo convegno di oggi è sicuramente un chiaro segno, siamo già sulla buona strada, sono già stati fatti molti passi, molti tasselli hanno trovato una loro collocazione, però io ero presente il 26 ottobre del 2002 alla teleconferenza con lo SMAU, e quindi ho sempre paura che l'errore o lo sbaglio in qualche procedura, in qualche passaggio, possa vanificare anni di lavoro. E quindi vi saluto con questa vignetta che credo sia abbastanza chiara sull'indicare che cosa temo io, che tutto possa poi svanire. Però speriamo di no. Speriamo di no. Grazie.